di cominciare, scrivetemi qui sotto nei commenti la vostra miglior formazione di Serie A degli ultimi 10 anni. E voilà, ciao! Benvenuti sul canale Super Allan, siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi, come starete leggendo dal titolo e vedendo dalla miniatura, oggi faremo una discussione calcistica e andremo a costruire, a decretare per noi quali sono i migliori 11 delle squadre italiane della Serie A degli ultimi 10 anni. Mandragora esiste in questa formazione, secondo te? Esisterà? Certo. Ok, lo decreteremo tra poco. Ovviamente ragazzi, prima di cominciare lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale per arrivare ai 100.000 iscritti. Non ci capito. Cosa? Lo ripete? Ti lascio cazzino dall'occhio. Ce l'hai veramente? Ah, devo rifare l'intro. Non ho capito. Dici con chi siamo, Gio? Allora ragazzi, siamo con il fratello di Mandragora, Salvatore Lanza, Johnny Depp. Io vai, nominami come vuoi, la prima cosa che tieni in mente. Andrea Fusco. Ah, ok. L'extracomunitario. Esatto, Alfredo Troiano, forse. Mister Sport Praganza. E Mirko. Allora ragazzi, ovviamente rispondete anche nella domanda che vi ho fatto nell'intro facendoci sapere il vostro migliore 11. Allora, da quale squadra cominciamo? Cominciamo dalla squadra di casa, no? Tutte e 20 squadre, no? No, vabbè, le migliori del campionato di Serie A. Cominciamo dal Napoli. Partiamo dalla Porto, ovviamente. Il miglior portiere del Napoli degli ultimi 10 anni, secondo voi chi è stato? Io comincio a fare un nome, per me, Pepe Reina, per una questione di esperienza. E di piedi, sapeva giocare pure bene con i piedi. Ospina. Ci sta. Morgan De Santis. L'ho pensato anche io. Ma non è 10 anni però. Esatto. 15 anni fa De Santis. 11. Cioè facciamo tra i 15 e i 10 anni. C'è passato tutto Sì, deve essere sopra. 2015 o 14. C'è passato sì. Esatto, per le 25. Infatti, 10, voglio. Mamma mia. Guarda come faceva quel gas. Collini. Ah, Collina. Collina. Quello era l'ex arbitro. Collina. Ma per Luigi? Per me anche un Cospino. Probabilmente sì. Che Reina con i piedi il migliore di tutti, però per il resto lasciamo perdere. Personalità e piedi top. E poi altezza e il resto. Tra i pali. Però stiamo sottovalutando a Merette. Alex Meret. Metta è dato lo scudetto. Vabbè, Meretta. Oddio. Per me se la Portiere nazionale. Lo sai qual è il discorso? Vabbè che era più giovane, però Spalletti più mano ha preferito, comunque preferiva la Spina a Meret. Vabbè sì, Quindi capisco, fatta la Spina. Allora, mi sembra che comunque i nomi Quale sono... esperienza Meret a parlare? Cosa si chiama? È Rendanna, poi. Ci capite però. L'europea, giusto? Scudetto. Ma Meret o Meret? Meret. Allora, Merit. Che tre? Alex Meret. Ma solo perché ha vinto lo scudetto Meret. quindi Ospina, diciamo, il miglior portiere. Tra Meretta e Ospina. Dai, diciamo Ok. che mettiamone entrambi, va. Adesso andiamo al portiere della Juve. Miglior portiere. Gigi Buffon. Pensi, non ci sono. No? Per me Credo. da escludere. Buffon. Ultimi 10 anni. Gigi Buffon. Fuori da Ultimi sopra. 10 anni, sì. Escludiamolo Buffon. Per fare una lotta più. Allora, se credo- no vincerebbe lui a mani basse. Ok, allora io dico Szczesny. Vabbè, Ok, ci ci può sta. stare. Sono d'accordo, Scesni. Ok, allora Milan. Milan, io direi Maignan. Io l'ho detto. Sta pure Donnarumma, effettivamente. Per me Donnarumma forte. Chi è più forte? Donnarumma è più forte. Donnarumma è più Io forte. dico Donnarumma. Poi Donnarumma. Magnano. Le ultime uscite di Magnan lasciano un po' a desiderare, fatto con Power. Anche se vabbè, Donnarumma pure venivo chiamato Paperumma. Per me è Magnan. Frien. Frienne Magnano. Gianni Magnato comunque. Vabbè, comunque tra Donnarumma e Magnan, Inter. Andanovic. Andare in basso. Sommer, ma Andanovic. Non lo so. Onana. Andanovic. Onana. Andanovic sì, per continuità sicuramente. Fratello, Onana ha fatto un anno. potrebbe entrare pure nella top 3, top. Se la gioca per il posto, sì. Come si chiama Andanovic? Scusa, come si chiama? Il nome. Samen? Sasamento. Samenta. Susina Samenta. Chi manca adesso? Quale squadra faccio? La Roma. Roma, Fiorentina, Lazio. Roma, Alisson giocava ancora, no? Nel 2015 sì. Forse proprio nel 2015 ha lasciato la Roma. 2015 Il ritorno di De Santis. Se fa parte, diciamo, di queste date qua, mettere Alisson. Lazio e c'è stato. Che nel Chelsea C'è stato Marchetti, ma. Stavo con il portiere. Vabbè, Provedella, pure il portiere, però non è a livello secondo me. No, guardi, Muslera. No, Muslera molto. Muslera prima. Molto prima, Muslera. Provedella.
Secondo me possiamo già decretare il portiere, perché secondo me abbiamo nominato i più forti. E i più forti sono stati Macio, Donnarumma, Andanovic, Magnan. E chi è il migliore? Il migliore proprio per È me. il migliore in assoluto. Per me ho Donnarumma Andanovic, mani basse. Per Non me lo per so. rendimento sono scesi ne Andanovic e Alisson. Adesso non era gli ultimi anni, sì. Alisson, vabbè, pure se calcoliamo tutta la carriera. No, però Se dobbiamo calcolare solo la Roma. Forse non lo calcolo per gli ultimi 10 anni, cioè nel senso, Sì. capito, non è per 10 anni. Forse che è sta- Szczesny, nonostante Tu sia La garotti è andata via, se il mio petto a metà. Quello che mi ha impressionato di più, Andanovic Magnan. Però ti dico Magnan, mi piace troppo, ragazzi. Mike Magnan. Donnarumma. Vabbè, però vai, ci facciamo stanno, votazione. no? Magnan, forte Donnarumma. Donnarumma, Votiamo. tu. Io dico Andanovic addirittura. Allora, alziamo la mano per Andanovic. Dai, 1, va. 2. Avete Andanovic. 3 Andanovic. Samir Andanovic. Ci sta. Senza considerare Buffon, non l'abbiamo Abbiamo messo in considerazione. 26 rigori parati su 115 più o meno in Serie A. Buffon non c'è stato questa classifica. No. essere Più forte a mani basse. Non l'abbiamo calcolato. Quindi Buffon per te a freddo? Sì. Ci sta, dai. Ok, allora che formazione facciamo? Che modulo? 4-3-3? Sì, sì. più diffuso. Terzino sinistro, partendo dal Napoli. Ma facciamo un po' Secondo di me cacciamo nomi. Cacciamo nomi per No, i adesso. migliori terzini Il sinistri. miglior terzino di inizio della Serie A. Gulam per te. No, in generale. Vedi, non si fosse fatto male Gulam, mi sta zitto. Allora, Negli per ultimi me 10 anni. Gulam, Di Marco, Teo Hernandez. Tutte squadre. Facciamo tutte le Eh, squadre. sì, diciamo. Per me, Mario Lui. Teo Hernandez. Ti viene in mente del terzino sinistro? Mario Mario Lui. A me viene in mente subito Teo Hernandez. Poi se Per me se devo, anche se non era 4-3-3, però io Perisic lo considero come evoluzione del ruolo. come Di Marco. Perché sennò sopra si perde. Quindi centrocampo. Vabbè, come Di Marco. Sì. Lo potremmo mettere pure alla sinistra in attacco volendo. Sì, però capito, per non bruciare il ruolo. Poi non parli anche Ligno. Ti piace Angeligno? Il maestro. Angeligno. Ligno è forte. Non lo so, io Gulam. Qualcuno anche Roma e Lazio forse. Terzino di Roma e Lazio. Gli ultimi 10 anni. Ashley Cole ha giocato nel 2013-2014 nella Roma. Ma no, era prima Marco Alonso, sì. Contiamo pure è fresco. Ma Nuno Tavares, ragazzi. Forte. Ragazzi, La Lazio ci sta. Può rientrare in questa. Io comunque per me voto, già a prescindere da Hernandez, per me è proprio il terzino per eccellenza, un treno. tra Teo e Di Marco. No, più forte te. Dipende dal ruolo, dipende dal modulo secondo me. Dipende dal modulo, però secondo me sa difendere Di Marco come difende, perché fa pure la fase difensiva. L'ultimo anno non ti direi Teo, però sì. Quando te lo trovi davanti, Devo valutare gli ultimi 10 anni, sì, Teo. Per me Teo ci può stare. Teo si può mettere. Forse qualcun altro l'abbiamo dimenticato, ma Teo potrebbe essere sicuro la c'è Sto pensando pure ai terzi della Juve, però c'è Alexandro a sinistra. no. Joao Cancelo. Cancella a sinistra, a destra. Ha giocato più a destra, forse nella Juve. Però in ogni caso metterei Teo. Cioè per me. Teo Cancelo, Teo. Decretiamo lui. Teo Cancelo, Teo. Vabbè, portiamolo a destra, che Stiamo- effettivamente ha giocato più a destra. Teo, dai, Teo. Ok, quindi proseguiamo col 4-3-3. Andiamo prima sulla fascia destra, quindi terzino destro. Terzino destro. Allora, terzino destro, poi io gioco un attimo in casa, metto sicuramente Di Lorenzo. Metto Di Lorenzo. No, gli ultimi 10 Tra i anni. top per rendimento eccetera, però non so se è il migliore, non penso sia il migliore. No, anche- considero che è stato Inzaghi. 500-600 partite di gioco, sempre di No, ma tra tra i nazionale, top- Coppa. infatti sarà top Napoli. 3 sicuro. C'è anche un certo Dani Alves, Eppure giocava a destra. Oh, Cancelo. A destra, cioè. Dani Per me, Alves, per me il Cancelo. più forte anche per rendimento è stata Kimi. Hakimi tanta roba. Kimi pure. Kimi Io per Poi- per come oh. era forte tipo Cancelo. Pure io. Fiorentina, ci sta il compagno della Fiorentina. Cancelo ci sta. Terzino destro Kimi. Terzino destro. Perché non è terzino destro, Dodò. Sì. Oh, No, però lì sono d'accordo quando Cancelo era troppo superiore. Però Per me Cancelo gli ultimi Tra 10 anni. Cancelo e Kimi sta Cancelo e Kimi è la lotta pure secondo me. la Kimi secondo me Terzino non destro, posizione. qualche terzino ci stiamo dimenticando. Il fatto è che è esterno, capiva Kimi, più che lo vedo più offensivo che difensivo. Ma sì, Cancelo tecnicamente è un altro livello. Il mio voto è per Cancelo. Ci sta. Walker non lo prendiamo in considerazione perché è arrivato Ha adesso. fatto un mese. Scatarrata. Sì. Quindi Cancelo, Hakimi. Io dico Hakimi. E te? Cancelo. Cancello. Ma io rimango sul mio. Cancelo. È il tuo voto da tutto, giusto? Due. Sì. Ah no, ma forse a pareggio. Hakimi o Cancelo?
Zero. Io da Kimi, dai, ci sta. Ok, ci Quindi sta zero Hakimi. Hakimi sulle fasce. Oh, bene, mamma bene. mia. Sta uscendo già uno squadrone, Per diciamo. Dumfries non l'abbiamo nominato, Fino a però. mo' hanno solamente giocatori del Vabbè, capiterà. E infatti, vediamo se capita adesso. Centrali di difesa. Koulibaly. Ragazzi, posso permettermi di dire un Un giocatore posto di fisso. che va per forza, Bonucci. senza discussione tra di noi. Giorgio Chiellini. Chiellini ci va per forza, non mi dite Stavo niente. dicendo- Giorgio Chiellini e Koulibaly. Vai. E potrei essere d'accordo con Alfredo. Potrebbe esserci come coppia di Ciano. centrali, però attenzione perché chiaramente l'abbiamo avuto un anno, ma è stato devastante. Kim. C'è stato Kim, oggi c'è Buongiorno, però non solo a Napoli, ha dimostrato pure a Torino che è un signor difensore. Sì, Inter è centrale difensore Acerbi, De Vrij, Skriniar. Skriniar, Sì, Bastoni, sì, se come non chi è Koulibaly, no. No, per me Koulibaly sta un po' sopra. Culini sta sopra tutti per me. Proprio di tutti. Quando te lo trovi davanti a Koulibaly, Te la paura. state accorto. Meno male tu trovi la rete. Allora, Koulibaly lo mettiamo. Io lo metterei. Io lo metterei. Koulibaly Con Chiellini. tutto che siamo tifosi del Napoli potremmo essere di parte, ma fino a me non hanno Misume. E infatti. Però Koulibaly, io e Chiellini, la coppia. Manco viene passato. La coppia che No. scoppia. Koulibaly, Chiellini. Non lo so, altre squadre tipo Roma. Roma ha avuto Marchini, Manolas. però Manolas quando Oh, non gioca un è po'. a livello di No. Medi Benatia, ragazzi. Benatia. E chi è? Qualche Mirko, Pokémon. Chiellini, che è l'altro difensore centrale? K2? se lo merita. Quindi rimaniamo così. Koulibaly, sì. Vabbè. Signori, il miglior playmaker. Mezzo al campo proprio. Regista. Allora, io. Pjanic, Lo sto dicendo prima. Lobotka, Pjanic ci sta. Sciala, che sì, La Juve che è stato? Vabbè, lo Mateti ultimamente. la Juve, Pjanic, Pjanic, l'Inter, abbiamo detto Cialanoglu, prima di Cialanoglu qui c'era? no, giocava Snyder è molto prima. Non è play. Snyder dove la tu? Non è play, capito? Quell'anno là, Però sta in mezzo. quell'anno là dominava sempre la Juve. Sto pensando Chi c'era di fianco a Guarin quando giocava? Guarin, c'era Guarin, Cambiasso Bravo. probabilmente. La Juve? No, dell'Inter, dietro chi c'era per fare il play? Medelli, che cazzo c'era? Qual è l'Inter? Gary Medel. Sai quando ancora Medel? Oh, Non mi ricordo, una squadra Stanno con le tirando uno, Chi Mirko? Giorginio. Giorginio, No, minchia. però no. E quindi Giorginio lo Bozza chi scegli? Lobotka. Mi sceglie Come Lobotka. fanno a scegliere? Su Giorgio chi è? Per me se la giocano Cialanoglu, Pjanic. Io metto il mio playmaker, lo voto. Pjanic, Miralem Pjanic. Anzi, Pure, visto c'ha pure una Paredes, gran giocatore là. No, però no. Cialanoglu, Fortissimo, però nei Chi 10 metti? anni, nei 10 anni, capito? Però sì, però molto più forte di Giorginio se ci mettiamo Giorginio nella classifica. Giorginio Per me Giorginio è anche meglio di Lobotto. No, Mirko. Almeno tirava pure i rigori. No, no. Ah, potevi tirare una chiave perché facevo quella, quel saltello. Discutiamo che il rigore Giorginio ci ha fatto un mondiale. Ah, Mirko? si le sta tirando una dragona. Fatto 3 gol, uno di quei 3 gol. Vai, allora Pjanic. Allora, voto per chi vota Pjanic? 3. Già stiamo a 3, vabbè. Potete ancora decidere. Pjanic. Io dico Cialanoglu. Pure Cialanoglu. Lobotka. A posto. Pure lo potrà Cialanoglu. Quindi Pjanic entra di diritto in questa migliore formazione degli ultimi 10 anni della Serie A. Considerate sempre ultimi 10 anni, attenzione. Quindi i centrocampisti a fianco a Pjanic. Chi ci mettiamo? Uno alla volta. Sì, le due mezzali. Buttiamoli, dai, buttiamo le due mezzali. Marek Hamsik lo dobbiamo mettere. Sì. Cioè, lo possiamo nominare. Sì, allora si mette la zia di Scanuti di Commercio, non tappiamo. Nicolò Barella. Barella. Ma gli ultimi 10 anni ce ne stanno veramente tanti. Ci dico di Bala, non lo possiamo mettere nei centrocampisti. No, lo mettiamo in attacco. Ma lo metto. Non ci sono tre Alla quartisti. sinistra o a destra? Può essere pure 4-3-1-2. Esatto. Mezzali che hanno anche hanno fatto. Milinkovic Savic. Vai, no, Allora, mettiamo, a parte mezzali, mettiamo centrocampisti che non possono Fabio non far Ruiz. parte di questa formazione. Ok. Che non possono non far parte. Cioè, perché Diaz. Milinkovic sa da mettere. Brahim Diaz, Alfredo. Come vuole dormire? Ci sta Brahim Diaz in realtà. Però no, non da mettere in Uno che segnava tanto anche, a parte Amsi, che ci sta, non so. Juve. Barella, Pogba, Vidal Pogba. non lo dobbiamo Pogba. considerare. Pogba, Vidal. Pogba. Pogba 60 metri, io. Cioè, Per me, per forza di cose, Milinkovic va giù è un altro livello. Allora, uno dei due posti, io visto che non abbiamo premiato le due romane ancora, io lo darei a Milinkovic. sì. Uno Va dei bene. due posti. No. Che sei secondo che fai? Pjanic. Billy, Pjanic, Pjanic. Milinkovic. Milinkovic. Ci stiamo inventando Pogba. qualcuno.
Sì, sì. Se fai Pjanic, pensa agli ultimi 10 anni. se fai Pjanic, Milinkovic, Pogba, oggi hanno fatto un centrocampo clamoroso. Seedorf. Ah, però comunque ci starebbe come formazione, se non mi questa qua. Cioè si completa. Penso che vanno Per per me non possiamo non mettere un centrocampista che ha fatto più gol, diciamo, nell'arco di 10 anni. Che secondo me è Billing. Hamsik per forza. Capì che ha fatto più gol di tutti i centrocampisti. 4 se n'è andato. Quando se n'è andato Hamsik? 2016. E Hamsik non abbiamo consigliato gli ultimi 4-5 anni. 2017. Non c'è stato, quello è il discorso, capì? Però effettivamente, per il gol che ha fatto. Chi è che ha fatto più gol di Hamsik come ruolo? Ma infatti non mettere manco Pogba perché lo dovresti mettere, ma se n'è andato in quel periodo del 2015, nel 2016 se n'è chiuso, poi è tornato, ha fatto... È il decennio precedente, capito? Esatto. Il decennio precedente Hamsik ci stava al pure Pogba. 100% pure Pogba. Pure Vidal, cioè, sentitemi. Pjanic, Milinkovic. E Barella. Qualcuno della Roma ci sfugge, non penso, perché poi la Roma negli ultimi 10 anni magari è stata un po'... Cristante. Ah! Qualcuno ovviamente ci dimentichiamo, la Juve. Infatti, ovviamente, questa discussione completatela pure voi nei commenti. Nel senso, se ci dimentichiamo qualcuno, amen, fatecelo sapere qua sotto. Super Allan. Allan. Poi, Anta! ma qua nessuno. Dell'Atalantax. Samarzic. No, è troppo attuale. Secondo me non si può non mettere l'attaccante che ha fatto più gol. Vabbè, poi dopo lo... No, vediamo. Dopo mettiamo l'attacco. C'è l'attaccante. Vabbè, ne passiamo ai voti, ah. Io dico Barella, Per caratteristiche ci sta Barella. Barella, Milinkovic. Milinkovic per me. Barella, Milinkovic e Pjanic. Barella e Pogba. Basta. Facciamo centrocampo a due. Terzo può anche non Terzo a Marek Hamsik. Anche per Arz! Marek Hamsik. Perfetto ragazzi, allora passiamo all'attacco. E qui... Alla sinistra o alla destra? Non lo so ragazzi. Ah, destra. Alla destra, sì. Facciamo sì. direttamente a destra. Papu Gomez. Sulla uscita. Tipo si giocatori qua che si possono adattare tipo dalla destra a Mamette perché i trequartisti non li abbiamo messi fino a Paolo mettiamo a Gomez a destra. destra, Paolo Di Bala a sinistra. Mettiamo di pala, No, tipo di Balla di metterlo a destra. Sì, A mettiamo destra. i mancini a destra. Mancini a destra. Anche considerando i trequartisti dalle destre. Che mancino lo mettiamo a destra? Allora, Di Bala lo nominiamo sicuramente. Eh sì, ma come si fanno a mettere di palo? È uno dei mancini sinistri, cioè uno dei mancini più forti. Più forte per me negli ultimi 10 anni per me. Christian Pulisic. No, è che già hanno fatto la discussione dell'attaccante. E tu? Per me così. Ma no, Aspi dopo, sapevo. però lo puoi mettere come ala volendo, dici tu, perché è veloce. La tua dote tattica è questa, Cameron. La tua intuizione tattica. Comunque, comunque è passato in secondo me non fatto. Tu a centrocampo non l'hai messo. No, no, beh. Devo mettere a tavola. E i compagni e Perché via. siamo ai prossimi 10. Perché mo io ancora, capito? Comunque Mancini. Ci rientrerai. Alla destra. Del Napoli, Politano, Lozano, dell'Inter, chi c'è stato a destra? Dumfries, Hakimi, vabbè già l'abbiamo messo. A destra chi cacchio c'è stato? Un tridente. Destra. Perché questi giocano con un altro modulo, quindi con un Milan, intervento. c'è stato Pulisic. Nella Juve chi c'è stato alla destra? Chiesa. Anche se lo possiamo mettere a sinistra. Ora io gioco spesso con La Juve, secondo me a prescindere di Bala la mettere a destra. Di Bala a Ma destra. come si fanno a mettere di Bala? Quando è andato Palermo. Quando andava a Juve fatti fosse intero. Quando da Roma stava facendo i fosse ultimi 10 anni. Ultimi 10 anni. Paolo di Bala a destra. Paolo Di Bala alla destra. Sì. Adattato, dai, diciamo, sì. Attaccante di questa formazione Vero. a destra. Sinistra. Sinistra. Vabbè, sinistra ragazzi. No, aspetta, però qua c'è una Il bella primo nome dobbiamo farlo perché ha rivoluzionato ed è arrivato da un paese, da un calcio a nessuno lo sapeva. più Koulibaly. Sì, ovviamente Krishak Kvaratskhelia, per quello che ha fatto nell'anno magico del Napoli dobbiamo per forza mettere. Poi Chiesa ce lo metto, Sì. quindi una giocatura a Insigne. sinistra e lo mettiamo. Insigne. Mettiamo Insigne, Più di 100 gol e 100. Mettiamo Leao. Leao, Mettiamo Ali, Del Piero. Del Piero, c'è una preistoria. Francesco Totti. Milan, Di Natale. AS Milan, ho detto Leao. Sì, A Leao. sinistra chi giocava prima nella Lazio? Zaccagni. Prima della Lazio. Chi giocava nella Lazio di fianco a Immobile? Stava Luis Alberto. A sinistra non c'era nessuno. Di nomi Ma per- così eclatanti. Zaccagni. Non è uguale Lazio. Nella Fiorentina, tipo pure a sinistra. Proprio da top 11 non Sottil. Ah, l'Atalanta chi ha alla sinistra? Ah, ok. O Lukman pure possiamo mettere. Lukman lo mettiamo. come rivelazione. Lukman.
Quindi allora più o meno i nomi sono Usciti? usciti. Ora dobbiamo decretare, diciamo, il migliore tra questi nomi qua. Io metto Kvaratskhelia. Il mio voto tecnicamente è più anche un valore affettivo, sia tecnico che a livello tattico, Lorenzo Insigne. Ah! Ok, Insigne, Kvara, quindi più o meno Napoli per il momento. Per una cosa di continuità, guarda Kvara l'anno dopo cosa ha fatto. Non ha fatto chissà che cosa, comunque è stato indecisivo. Però Si deve anche dire che ora il Paris 10 Saint-Germain anni. sta giocando Bene, no, ma io dico nei 10 anni. Sì, sì, sì. Per me Insigne, capito? Nei 10 anni. Ci sta. Perché comunque Kvara, non dico che è stato fuoco paglie, però l'abbiamo visto per poco. Un anno e Ha fatto bene. Cioè, incredibile però. Vai, ci sta. Come motivazione ci sta. Insigne, tu che hai detto? Kvara. Kvara, tu che dici? No, C'è Lucano, c'è Chiesa, c'è Leao. No, ma meglio Cavare, per forza. Vabbè. Kvara 2. Federico Chiesa. Ci sta. Mi stupirò, Kvara è più forte, però il gioco è sui 10 anni e quindi dico Insigne. Pure io sì. Che Insigne. mi attengo al gioco. Ci sta. Però Quando hanno fatto più 100 gol e 100 assi. I 100 gol e 100 assi di Insigne Non hanno fatto- abbiano più di No, uno no. scudetto di Kvara. quello no, però è una dico 10 formazione. anni. È stato Quindi- poco continuo, capito? Lorenzo Insigne, miglior attaccante sinistro degli ultimi 10 anni per noi. E qui le critiche volano. Diciamo, Vediamo Ci sta, nei dai. commenti cosa Ci scriveranno. sa che non siete d'accordo. Quando però- arriva a 100 gol e 100 assi se ne va. Chi? Ah, punta centrale ragazzi di questo nostro miglior 11, qui vi voglio. Allora, punta centrale, cominciamo a fare già nomi. Come era Lukaku? Mettiamo. I capi. No, Lukaku. ma guarda, non sto scherzando. Ok, Lukaku, Icardi, Lukaku. Immobile, Osimhen! Osimhen, Higuain. Higuain. Ma Totti... Gonzalo! No, Higuain no. quando se n'è andato Higuain? 2016. Dovremmo escludere tutti qua, cioè dobbiamo ma escludere Higuain perché sennò... Higuain ma ce lo so. Milik! No, Ma no, oh, cosa dici? No, tu, no. Meglio Osimhen. No, no, no. capito. Come comprendiamo tutti, non Però, almeno dobbiamo togliere perché comunque se n'è andato... Ma Cavani si va Però- poi diciamo. No. No, Osimhen già era mi sa È andato cavale. pure alla Juve, è andato. Come fanno con se Higuain però? Ma è andato alla Juve pure nel 2017, quindi no, mi sbaglio. Quindi Higuain ci sta. Oh, aiuto. Ovviamente non ci dimentichiamo Lautaro Martinez e dobbiamo mettere anche Turamo, aiuto. Ma pure Lukaku, Come Lukaku attaccante. Ti nell'Inter. faccio aprire quando loro faranno ragione a me. Questo però sono curioso, che qua si apre un'altra discussione che non approfondiamo. Higuain o Osimhen? Allora ti dico la Lukaku hanno verità. Inter. Osimhen è meglio di Lukaku. Attualmente, ovvio. Dite domenica sportiva. No! Ma Lukaku però io sto parlando pure Gonzalo dell'Inter. Higuain pure. Sto parlando dell'Inter. Lukaku all'Inter sto parlando. Comunque stai dicendo, capi? Ma noi se includiamo Higuain non può non mettere. Io Gonzalo Higuain ha fatto il record di gol in Serie A. Higuain È non andato può. nella storia della Serie A. Come si Poi chiama? Immobile è arrivato a 36 per Pure Immobile, sì. Però sì, Higuain sì, era- Immobile. Ma storia sera però l'ha fatta Osimhen ha giusto scudetto a Napoli. Higuain l'ha giusto. Scudetto ce l'hai. Ci ha lasciato. Ok, l'ha giusto scudetto. Stiamo parlando di chi è più forte. Sì. Sì. No, però Allora, pensa ai sempre 10 anni. Per noi negli ultimi 10 anni chi mettiamo come migliore attaccante? Higuain dal 2015, 2014-2015 è stato a Napoli, 2017-2018 è passato alla Juve, 2020 se n'è andato. Ragazzi, ci siamo dimenticati uno. Ma sempre No, Matteo Reteghi. Questo lo volevo dire perché tu questo lo devi dire prima, no? Per rendimento. Dries Mertens. Cristiano Ronaldo, ragazzi. Ronaldo. Ronaldo. Ma è come fate Buffon. Non ce lo mettiamo. Buffon oppure là da Pirlo. Anche Messi. Ronaldo è più forte Come attaccante, vai. Per me Higuain. Higuain. Quindi Higuain e Ronaldo. Per il rendimento Serie A, sì. Se prendiamo in considerazione tutti i 10 anni, probabilmente sì. Sì, ma altrimenti prima avevi detto Kvara invece di Insigne, capito? Oh, visto che oggi lo nominano parecchio, pure perché comunque è forte, Kane. Però lo nominiamo, diciamo. Solo perché Ma ha quando fatto la la scelta scelta su su il discorso Con di me- per il discorso di Insigne. Ma scodato molto. Scusami. È l'ultimo dei problemi. Meriterebbe dai, disinfettate. Meriterebbe per statistiche Immobile, però per come è forte gli ultimi 10 anni Per me il Napoli è stato caratterizzato negli anni con gli attaccanti. Secondo me proprio più scarso. Caduto Napoli negli ultimi. Per Higuain. No, No, per più me scarso, per me voglio proprio il veramente. No, Secondo me tra Mertens, Osimhen, Cavani, che già dice ma non è Lukaku. Lo metti ultimo. Quindi Lukaku maggiore Higuain.
No. Lukaku Prime sì, Lukaku e l'Inter sì. No, la Juve. No, Per me stiamo parlando. Però tu sei Vincere là, Higuain è Dai, forte. serve da- voglio sapere negli ultimi 10 anni chi è che ha fatto più gol in Serie A come attaccante? Di chi? No, in generale, negli ultimi 10 anni. Higuain. No, Tu. In generale. Ronaldo ha fatto 100 gol. 100 gol. Otto. Higuain ha fatto di più, negli ultimi 10 anni. Però aveva 100 gol nella Juve, non in Serie A. Allora ha fatto un Mertens. È il nostro miglior marcatore. attaccante. No, per giocatore assoluto la Juve, Higuain non si può non mettere. Higuain ha fatto 122 gol. Passiamo alle votazioni, direi. Va bene. L'attaccante è Osimhen. Osimhen. Però è scudendo a Ronaldo. A Fred? Osimhen e Gonzalo Higuain. No, uno. Poi da Osimhen, se ti piace. A te piace di più Osimhen? Sì, ma mi piace, però è tra Gonzalo Higuain, però è una cosa... Dici. Higuain. Pipita Higuain. Pure io dico Higuain. Mirko? No, per me... Vabbè, scusa, Però... Non vuole dire Ronaldo, Vabbè, ma... Osimhen resta sempre preferito mio. Sì, mettiamo pure Ronaldo, pure dico Ronaldo. Ma Non lo fai, per no? me è escluso, però capito come buffone. Però capito, Fatto i chiaro. primi 5 anni è il discorso di prima, è da escludere perché i primi 5 anni non se l'è fatto. Ronaldo è stato un'illusione, capito, nella Juve. Cioè nel Sempre senso, anno, per no. me quel Ronaldo là non esiste. È stato un Non lo suo. so, capito, tipo come Per me devi considerare almeno chi ha fatto dai 5 anni a salire. Messi. Questa classifica. Quindi mettiamo Higuain. Higuain. Quindi, Higuain. quindi signori, Higuain chiude questo quadro che adesso vi andrò un attimo a riassumere. Allora, per noi il nostro miglior 11 della Serie A degli ultimi 10 anni è composto da Handanovic, Hakimi, Chiellini, K2, Teo Hernandez. Centrocampo Barella, Milinkovic, Savic, Pjanic. Attacco composto da Higuain, Insigne e Dybala. Ci stava bene, Luca, stiamo... Però sto attacco non è che mi piace così tanto. Però è prolifico. Sembra che non si completino. Allora, non ti dai Insigne. Se potessi mettere lo posto Insigne. che stiamo dicendo? Infatti, Insigne, abbiamo pensato Sta Insigne. Ronaldo a stavo- sinistra. Mamma mia. Allora facciamo che il dubbio che ci Ma rimane è Insigne tra sta Insigne e cinque. Ronaldo. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, lui come ha fa fatto a bene, No, altrimenti ti dico Occupare e cambiamo. Vabbè, lasciamo così. Quindi lasciamo così, fateci sapere ovviamente la vostra nei commenti se vi piace o come la fareste voi. Chi allenerà questo miglior 11? Io dico Sarri perché ha sfiorato un miracolo con Napoli, il record di gol l'ha fatto con Sarri. Guai. Dopo è andato alla Juve, è stato l'ultimo allenatore a vincere lo scudetto con la Juve, ha fatto un secondo posto con una Lazio così e così. Se devo considerare gli ultimi 10 anni, Spalletti ha fatto un miracolo con Napoli, ha fatto bene con la Roma ritornando, quindi forse stiamo là, però per me se lo merita Sarri gli ultimi 10 anni. Io sarò un folle. Anche, no, c'è anche lui. Sarò un folle Anche Gasperini. perché comunque Andrei potrà Mazzarri. essere criticato ovviamente. Però se vogliamo gestire questi grandi campioni, e Sarri secondo me non è capace di farlo, Dillo. io ti dico Ci ha. Massimiliano Allegri. Ah, invece ce l'avete che volevi ricerire perché come nome ci sta. Chi? Però in Italia non è che è Angelotti, volevo dire. Però Però dobbiamo Però prendere. ha fatto bene pure. Però Allora, dobbiamo il prendere. tuo Milan, chiaramente non nei 10 anni. Dobbiamo prendere gli ultimi 10 anni, quindi Angelotti chiaramente come nome, come storia, come trofei ha vinto, come curriculum. vedete dal 2015 in poi chi ha vinto più scudetti? Luciano C'è Spalletti. Massimiliano Allegri. Allora, non ci 5 consecutivi. Capito? Però tu devi valutare l'allenatore. Allora, tutto il ragionamento che ho fatto, forse Gasperini è ancora di più. perché- Mettiamo pure Gasperini. Cioè, per in me questo Sarri e pallone. Gasperini sta formazione qua non la Non allenerebbero riesce bene. Ma a- lei non Sta sa che troppo fa, campo. io pallone, giocate. Sì, a così adesso, così qua. Ma io non Angelotti so. come fa con le cose? Perciò ti dicessi pure a Angelotti questi Sono qua. altri così. Penso manco che faccia così. Però per me Massimiliano Allegri voglio, è quello che è stato il più vincente, capito? Si guarda anche in questo, capito? A livello dopo Conte ci dica Allegri a Napoli. Pure a me non mi piace Allegri, a me non mi piace. Forse però- non fa giocare bene la squadra. Ma Conte non lo consideriamo? No, no. Si può Pure nei considerare piani che dell'Inter. lui era Giuliano. Conte prima, capito? Prima, troppo prima. Perché troppo prima? Oh, scusate la 5 anni fa con l'Inter. Sì, No, però. è Spalletti pure. il miracolo l'ha fatto prima, con quella prima Juve. quello sì, che- il prime proprio è quello là, boh, che è prima del periodo nostro. Votiamo. Votiamo. Vai Mirko, comincia tu. Ah, io? No, Gio, lo decido. Io dico Spalletti, Luciano Spalletti da Certaldo. Tu Alfredo? Pure io. 2 voti per Spalletti. Godo! Mirko o Antonio? Io dico Sarri. Occhio per Stefano Pioli col Milan, Attenzione.
Vabbè, noi abbiamo nominato altri allenatori. Mirk. Dico Spalletti. 2-3-1. Abbiamo vinto. Luciano. Aspetta, dipende da noi. Se vogliamo Luciano di Spalletti, Spalletti. 3-3. No, Spalletti. 4-1. Sempre stato di Io dico Massimiliano, sono folle però lo dico. E quindi Luciano Spalletti è il migliore allenatore per noi di questa top 11 degli ultimi 10 anni. Fateci sapere qui sotto nei commenti se siete d'accordo, se cambiereste qualcosa, se qualcuno l'abbiamo dimenticato. Lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. E noi ci ribecchiamo a un prossimo video. Aspetta, perché dobbiamo ricordare che comunque tutti, che I fan sono la nostra vita. Io aiuto. Ciao!